Oggi mangio un'insalata veloce, ho la terrina lì pronta, stavo già mangiando. Insalata veloce perché ho una riunione e ne avrò per un'oretta. E mangio in fretta e furia e tra pochi minuti devo partire, quindi tutto in estrema velocità, ma questa mattina avevo già fatto il letto. Ho giocato d'anticipo. Avevo fatto il letto, così è già a posto. Qui non ho passato l'aspirapolvere, ho spolverato e passato il Swiffer per terra e basta. Non mi piace passare il Swiffer perché non raccoglie chiaramente tutto, però in alternativa, cioè per stare di meno, si passa il Swiffer che è molto più veloce. È vero Pepe? Sì, Pepe, sì, bello, molto molto bello, Mumu. E anche Mimmi. Ciao! Va bene, dai, finisco di mangiare. Ci sono gli uccellini, amore? Non li vedo. No, io non li vedo. I nostri amici sono laggiù che mangiano l'erbetta. Oggi è l'8. Sono qua che mi rilasso. Devo ancora fare il letto, ma sono qua proprio che mi rilasso. Infatti dormirei volentieri. Siamo qua che prendiamo aria. Ciao! Silvano! Fietto! Ciao Alfa! Bello il fietto, è bello il fietto. Sì. Alfa! Ciao! Di nuovo qui, Dolomiti Garden. E piante per l'orto recuperate. E ho recuperato anche questa. Questa l'ho presa per l'ufficio. Perché ci sono sempre tante mosche e quindi avrai tanta pappa, piantina. Poi lì la posso tenere perché non ho neanche il sole diretto in estate, solo in inverno per un periodo e quindi questa domani me la porto in ufficio, intanto la lascio qua, poi mi serve un sottovaso, un qualcosa, vabbè, ci penserò. Comunque ho preso la roba, domani si fa l'orto pomeriggio. Pepe. Pepe. No, che cade, no? Pepe. Pepe. Ciao. Sembri una mortadella. Mhm. Pepe. Pepe. Cosa fai? Pepe. Tu. Cosa stai facendo? Fai finta di pomi, sì, sì. Esatto. Tu. Vai. Guarda che sta giocando.
Da solo? Vai da Pippo che sta giocando da solo. Ah sì, bello, sì. Vai. Pepe. Nervosetto. Buongiorno. Neve fresca, freschissima. Però ci sono 15 gradi. Non sono le 5:13, sono le 6:13. Ed è tutto nuvoloso oggi. Ciao! Ciao! Oggi 10 giugno sono arrivate le pecorelle! Finalmente! Adesso dobbiamo uscire. Andate a vedere le pecore. Dai. Pippo, ci sono le pecore. Sì. Guarda che belle! Loro segnano l'inizio dell'estate, io ve lo dico ogni anno. Per me loro segnano l'inizio dell'estate, infatti da questo pomeriggio dovrebbe migliorare il tempo e fare caldo di nuovo. Mimi, hai visto le pecorelle? Vai a vedere le pecore. No, non vai a vedere le pecore. Ah, vabbè. E le caprette? Ehi, salve. Ehi, caprette. Sono perfette per pulire i prati. Peccato che ci siano una marea di zecche quest'anno, quindi sicuramente saranno portatrici di zecche. Comunque, oggi vado a fare l'orto e direi che senza sole è anche meglio, che così non mi ustiono e non muoio di caldo. Pomeriggio ero parecchio stanca, però alle 4 ho deciso di andare a fare l'orto e ho finito alle 6 più o meno. E niente, le pecorelle le lasciano qui stanotte a dormire, le hanno già messe nel recinto un po' più stretto e mezze stanno iniziando a svaccarsi proprio, a distendersi. Mi sono anche bruciata un po' la faccia perché non c'era sole pomeriggio, a una certa è uscito e l'ho preso tutto. Pepe, le pecore, sono le pecore. Pepe. Mamma mia, quante pecorelle! Secondo me sono meno rispetto agli anni scorsi. Vedi, mezze si stanno sdraiando. Ci sono tante caprette. E non ci sono gli asini. Quella è particolare, Bellissima. Mezza tosata e mezza no. E orto fatto. Beh, da qua si vede qualcosina. Non so neanche se dare acqua perché la terra è bagnata. Adesso sono in silenzio. Quella guarda il nulla.